tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al colpo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto e si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Vedi le luci in mezzo al mare, il sole sulle notti là in America. Erano solo lampade e la bianca scia di America. Senti il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. La potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica sai poi puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sue notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Te voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te bene sai. Signore e signori, buonasera e benvenuti in casa Peireti. E lasciatemelo dire, benvenuta Evelyn. Grazie. Ciao, ma che bello che sei qui per la prima volta in diretta televisiva. E che inizio, con che canzone, una canzone che ha fatto il giro del mondo, una canzone che qui hanno già cantato tantissimi e ti garantisco che
in pochi mi hanno fatto provare un'emozione così forte. Ciao! Ciao. Sei emozionata un po'? Sì. Un po' tanto? Un po' tanto. Ma è giusto che sia così, perché ragazzi, siamo in TV, mica siamo in televisione, in diretta. Sono le 20.08, però adesso il Peiretti dai numeri. Poi andremo a conoscerti. 348 80 40 254 è il numero per tutti i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti, e questa sera saluti a questa ragazza meravigliosa che è venuta a trovarmi e vi farà sentire delle canzoni, una più bella dell'altra. Ho dato spazio completo musicale a lei perché uno, la prima cosa se lo merita, e due, non sto bene io, quindi meno male che ci sei. Questa sera abbiamo anche una novità, abbiamo il pubblico, fatevi sentire! Oh, 1000 persone qui davanti a noi. 3 vabbè, però 3 meglio di zero, perfetto. Adesso andiamo a giocare. Ormai i nostri amici a casa lo sanno già, sono pronti per vincere. Guardate che bello. Guardate che bello lo zainetto ufficiale di Rete 7. Fantastico. Come fare per vincerlo? È semplice. All'interno ho nascosto un oggetto nuovo perché ieri è stato indovinato e adesso vi dirò gli indizi che portano all'oggetto. Se volete vincere lo zaino, dovete collegare queste parole e capire cosa c'è qui dentro, cosa c'è nascosto qui dentro. Regia, mi fai vedere, vieni un po', sali pure sul palco, ok, mettiti qua dietro lo zaino, mi fai vedere gli indizi, eccoli, fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Ripeto, fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Per vincere lo zaino dovete indovinare questi indizi dove portano, a che oggetto portano e attenzione, questo numero è bellissimo, ma vale solo per i messaggi, che è una parte importante. Il numero per telefonare in diretta nel secondo tempo è il 378 40 80 506. Ripeto, 378 40 80 506. Mi raccomando, dal secondo tempo in poi. Fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso per capire cosa c'è nascosto qui dentro. Al posto di combattimento, perché adesso arriva un brano bellissimo. Un brano che a me piace da impazzire, perché è un brano, andiamo di nuovo un po' più in là con gli anni, è un brano di Laura Pausini, Un amico è così. Però prima di cantarlo andiamo a dedicarlo ai tuoi amici, dai, vai. Sì. Ai miei amici e in particolare a Elisa, Emma e Martina. Elisa, Emma e Martina, sì. Posso salutarle anch'io? Sì, ciao Elisa, ciao Emma, ciao Martina. Applauso del pubblico, bello forte, ok. Un amico è così. Facile allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando
Quanto è vera questa canzone. Un amico è una cosa che non muore mai. E lì dietro quella telecamera di amici ce ne sono tantissimi questa sera. Ma adesso conosciamo un po' Evelyn. Da dove vieni? Cosa fai nella vita? Dai, raccontaci qualcosa di te, dai. Vengo da Moncalieri, nella vita studio, sono al 5º anno di liceo Oh, ok. e nulla, mi piace molto cantare. Da grande cosa vuoi fare? Domanda banale. Da grande mi piacerebbe fare l'ostetrica. Ah, vedi? Non era per niente banale, perché di solito mi rispondono tutti voglio fare cantante. No. Invece non ma come mai? Perché l'ostetrica? Perché mi piace la parte dei bambini, poi l'ambito ospedaliero mi è sempre interessato e quindi... Hai capito? Mi Avete piacerebbe. capito, amici a casa? Qua di solito entrano da quella porta con un sogno di diventare le nuove Pausini, le nuove Giorgia. Invece no, tu vuoi Sì. dare la tua vita Sì. per aiutare. Sì. Bello, ma che cuore enorme, grazie di essere qui, te l'ho detto 7-8 volte ma sono proprio contento. Vediamo cosa mi ha scritto la regia, sì, in teoria pubblicità, ma in teoria, perché adesso voglio ancora cantare un brano, ma prima del brano voglio ancora farvi vedere gli indizi di questa sera per vincere lo zaino, gli indizi qua sopra, vai Fabri! Allora, fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso, ok? Portano tutti all'interno dello zaino, cosa c'è nascosto? Per vincere lo zaino telefonate al 378 40 80 506. E adesso senti, ma tanto abbiamo tempo. Mhm. Possibile che una ragazza di 18 anni Sì. si presenta qua in casa Piretti con la Vanoni, adesso Mina, poi avremo Carmen Consoli, abbiamo iniziato con Caruso. Di solito si presentano qua con, Fedez, le parti femminili di Fedez, non mi ricordo, aiutami qualcuna di Sì, adesso. tipo Francesca Michelin. Michelino. Mhm. Perché? Perché è la musica che ascolto tutti i giorni, quindi è quella che mi fa stare meglio. Un Piretti al femminile? Mi fa piacere questo. E allora, se telefonando Lo stupore della notte spalancata sul mare, ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato e già finito. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendo ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Ma non so spiegarti che il nostro amore è appena nato e già la voce di
Evelyn! Brava e ancora brava. Prima di mandare la pubblicità andiamo ancora a leggerle. Tu hai già un'idea di che oggetto possa essere nascosto? Top Secret non lo sa neanche la regia, non lo sanno. Però andiamo ancora a leggere gli indizi. Gli indizi sono: fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Provate a telefonare in diretta, ma subito dopo la Pubblicità. brava. Non era così facile, eh? Pubblicità. Cerchi riparo, fraterno, conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi stento e con sguardo severo, lasci che malinconico modo di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce Dio. Ma sono lacrime mentre piove, Sono lacrime, mentre piove, sono lacrime, mentre piove. Magica quiete, velata indulgenza, dopo un'ingrata tempesta, riprendi i fiati con intenso trasporto, celebri mite di solito risveglio, mille violini suonati dal vento, l'ultimo abbraccio, mia amata bambina, tenue ricordo di una pioggia d'argento, il senso spietato di un non ricordo. Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce Dio. Ma sono lacrime mentre piove, sono lacrime, mentre piove, sono lacrime, mentre piove. Beh, diciamo che a Luserna non sta piovendo, sta tempestando, diluviando. Cioè, noi di qua sentiamo tramite il microfono i tuoni fuori. Io non so cosa sta succedendo fuori dallo studio 1 di Luserna San Giovanni, però secondo me usciamo in barca stasera di qua. Allora, vediamo un po' se qualcuno ha il coraggio di telefonare. Per adesso non sono ancora arrivate telefonate. Vediamo un po', andiamo ancora a vedere una volta gli indizi. Vai Fabrizio, vediamo un po' gli indizi che sono semplici. Sono: fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Via alle telefonate. Se c'è qualche coraggioso che vuol chiamare qui in diretta e guarda, subitissimo. Pronto, chi sei, da dove chiami? Oh, buonasera, ormai col metodo. Bravo, Ciao Enrico, bravo, buonasera. bravo. Nel frattempo io prendo lo zainetto perché dovevo calcolare, non mi ricordo cosa c'è dentro, quindi Evelyn mi aiuti, sorreggi tu lo zainetto. Allora, Allora, ciao, chi sei, da dove? Buonasera a te, buonasera alla tua bravissima ospite. Sono Andrea, chiamo da Borgomasino, provincia di Torino. Ciao Andrea, questo gioco ti piace perché tutte le sere ho il piacere di parlare con te. Vorrei anche regalartelo lo zaino, che tu lo vincessi soprattutto. Ci proviamo? Guarda, Allora, ieri sera c'era la vernice. Ci viaggiamo intorno. Guarda, mi è venuta in mente una cosa, Sì. sicuramente sbaglierò. Io ti dico, ci potrebbe essere un rullo. Un rullo? Sì, Come mai rullo?
Allora, il rullo, quello classico da imbianchino o decoratore, se vogliamo, Sì, è un oggetto per il fai da te, insomma, ci possiamo siamo. vederlo così. Allora, acqua, perché possono essere riempiti con acqua o anche con sabbia, non so, faccio l'esempio del, non so, il rullo da giardino, potrebbe essere. Potrebbe? Rullo massaggiante per il naso. Questa è con quegli attrezzi. particolare, ma potrebbe succedere. Forse E poi dobbiamo non- ancora inventarlo, secondo me. O no? Dimmi tu. Ma non so, forse qualcosa C'è già? c'è in ambito estetico. Mi no? ricordavo per la schiena, ma per il naso, vabbè, e con biglietto. E poi non so, il rullo per quanto concerne la stampa di biglietti. o di Amico bande- mio. Vieni, non ce l'ho Grazie, fatta. grazie per averci provato, grazie anche per la fantasia e riprova domani. Grazie davvero. Ciao. Saluto tutti gli amici del bar al caffè della Piazza di Vestignè. Viva il caffè della Piazza di Vestignè. Grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao. Non era un rullo, non era un rullo. Vediamo se abbiamo subito un'altra telefonata, altrimenti andiamo a cantare un brano bellissimo della Bertè, Il mare d'inverno. Vediamo un po', ricordiamo gli indizi che sono fai da te, decoratore acqua, biglietto, naso. Abbiamo una telefonata? Non abbiamo una telefonata? E allora prendo lo zaino, lo poso qui. Arriva subito la telefonata, lo sapevo. Vediamo un po'. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao Enrico, sono Paola e chiamo da Armeno. Wow, ciao Paola d'Armeno, io riprendo lo zaino, Chissà cosa c'è qua dentro. Paola, mi raccomando, fai da te, decoratore, Sì. acqua, biglietto, naso, vai! Allora, fai da te, allora, secondo me è la carta. Una carta. Non una carta da gioco, la carta, il foglio di carta. Un foglio di carta, perché? Perché allora, la carta viene usata per fare progetti creativi. Sì? E allora, il decoratore usa solitamente la carta per fare progetti, Sì, schizzi. ci può stare. Con Poi naso, ci sono vabbè, acqua, la carta assorbente esiste. ci sta? Allora, i biglietti, ad esempio quelli di auguri, sono fatti di carta e il naso, si usa per soffiare il naso. Il fazzoletto di carta. Guarda, sei stata molto brava perché i tuoi indizi collegano perfettamente con un oggetto, ma non è l'oggetto che è nascosto all'interno Peccato. dello zaino. Grazie per aver telefonato. Riproverò. Grazie, un abbraccio Ancora, fortissimo. grazie, Enrico. Ciao. Bravissimi, ciao. Grazie, un abbraccio a tutta Armeno. Sei pronta? Andiamo a cantare un brano bellissimo, Loredana Bertè, Il mare d'inverno. E dopo, adesso metto giù le telefonate nel terzo tempo, ragazzi. Sei pronta? Vai, Evelyn. È solo un film in bianco e nero visto un attimo verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili, corsi dei cavi, stanche parabole di vecchi gabbiani, ed io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non consiglia, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità,
Hai preparato una scaletta che è qualcosa di meraviglioso questa sera, e poi fammelo dire, canti davvero bene. Grazie. Usi il cuore, usi la voce, usi l'anima, e poi hai questo sguardo che arriva dritto in telecamera. Secondo me ho dei figli dei miei amici che sono rimasti folgorati, con lì col cellulare in mano. Però amici no, perché salutiamo un po' il fidanzato, perché in questo momento stiamo distruggendo il cuore di 40 persone. Però salutiamo il suo fidanzato. Ciao Ale. Ciao Ale, vai tranquillo, le cose facciamo in diretta proprio. Bene, pubblicità, torniamo subito, 3 minuti e mezzo, con tanti messaggi, e questo è bellissimo, l'affetto dei nostri amici a casa. Pubblicità. Tornati in diretta 20:46, sono tantissimi i messaggi questa sera, abbiamo ancora tempo però per una telefonata. Ricordo gli indizi, vai Fabri, fammi vedere ancora per una volta questa sera gli indizi. Se per caso nessuno indovina, lo portiamo a domani sera, questo oggetto misterioso. Fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso, ancora tempo per una telefonata, vediamo subito. Pronto, chi sei, da dove chiami? Sono Sofia Ciao Sofia. e vengo da Moncalieri. Sofia da Moncalieri, hai capito? Compaesana, no? Sì. Compaesana. Bene, allora fai da te, decoratore, acqua, biglietto, naso. Secondo te cosa c'è all'interno dello zaino? Vai, provaci Sofia. Secondo me c'è la parola all'interno c'è colla. Una colla? Aspetta, Sì. Sofia resta ferma lì. No, mi dispiace Sofia, mi dispiace tanto. Un abbraccio. Ah. Vuoi fare dei saluti Sofia? Sì, voglio salutare tanto mia cugina Evelyn e dirle che è Bellissimo. stata bravissima. È stata molto brava. Chi è che saluta nel frattempo? Chi è che saluta? Quel ciao. Ciao, sono Greta, la cugina di Evelyn. Ciao Greta, un abbraccio. Quanti anni hai Greta? No. Va bene, dai. Ciao ragazzi, grazie. Grazie mille. Ciao. Ricordo che Casa Peretti vanno da tutte le sere dal vivo, dal venerdì, dalle 20 alle 21, sempre con bella musica, ospiti strepitosi come questa sera. Però Evelyn, devi farmi una promessa prima di andare a leggere tutti i messaggi. Sì? Devi darmi una data di rientro, di ritorno. Come vuoi. Oh, che bella questa cosa, quando vuoi. Mi piace tantissimo. E allora andiamo a leggere tutto l'affetto dei nostri amici a casa. Vai regia, vediamo un po' chi ci ha scritto, cosa ci ha scritto. Allora, sempre collegati con Casa Peretti anche stasera davanti alle TV ci sono Gigi e Ichu, pronti a farvi compagnia da spettatori fedelissimi. Ciao Gigi, ciao Ichu, ciao. Gigi e Ichu. Vabbè, vai, leggi. Mi sono commossa per la tua bellissima canzone su Maria. Grazie Enrico, sei unico, Renata. Allora, una canzone che ho cantato ieri non è mia, è quella che ho cantato ieri, sia chiaro, di Robby Facchinetti, col testo di Stefano Dorazio, però è mio l'arrangiamento. Grazie mille. Bravissimi Alessia e Enrico, sempre un messaggio arrivato ieri, un bacione da provincia di Biella, saluti Mari e Massi, perché ieri siamo arrivati lunghi e non abbiamo mandato in onda tutti i messaggi, quindi mandiamo stasera quelli di ieri, poi arriveranno quelli di oggi. Bravi ragazzi, siete fantastici, buona serata da Patti, da Torino. Ciao Patti, salutiamo Patti. Ciao Patti. E poi ciao, ci fate ascoltare Rossetto e Caffè, Riccardo e Giovanni da Strambino. Guarda, c'è qua Amedeo giovedì, te la canta lui, va bene? Ciao Riccardo, ciao Giovanni, ciao Strambino, grazie. Vai. Buonasera Casa Peretti, buon inizio settimana e che dire, siete sempre meravigliosi. Luciano di Brandizzo. Grazie Luciano, noi ce la mettiamo tutte le sere. Nonna Lucia manda un grande bacio al bellissimo Enrico. Oh, nonna Lucia, aspetta. Mua. Contraccambio nonna Lucia, grazie. Evviva Casa Peretti, musica super. Dani da Alessandria, grazie Dani, grazie. Vai. Alle parole che noi pronunciamo nella nostra solitudine e nel nostro buio risponde il gioioso canto del tuo spirito. Carlo Rotellini, Corio. Che gentile, che poeta per di più, perché bellissimo questo messaggio, bellissimo. Buona serata a tutta Casa Peretti. Silvia da Mottalciata. Ciao Silvia, grazie. Dobbiamo correre, siamo in ritardo, sempre in ritardo. Sempre. Ciao Enrico, tutta Casa Peretti anche questa sera, tenerci compagnia, cantare in allegria dal tuo miglior amico Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, prima o poi lo conoscerò, non lo conosco. Lui dice che sono suo miglior amico ed è bellissimo. Siamo tutti con te, forza, questo era un messaggio per te. Quelli non firmati, mi raccomando, firmate i messaggi, ragazzi, sono fondamentali. Forza Evelyn, bravissima. Grazie. Confermo, voce
strepitosa. Grande. Grande Evelyn. Però perché non le avete firmati questi messaggi? Così non sappiamo chi ringraziare. Bravissima Evelyn, vai. Complimenti per la bellissima voce, un saluto e un bacio da Angelo e famiglia, bravissima voce stupenda, grazie. Ciao Angelo, ciao famiglia, grazie. Grazie. Vai Evelyn, sei grande, spacca tutto, amore, da Zianna. Grazie. Ciao Zianna, ciao. Che spettacolo, bravissima, grazie mille. Confermo, però la firma nei messaggi è fondamentale, ragazzi. Non l'ho detto, errore mio. Mitico Enrico 1959, sono già davanti alla TV ad ammirarti. Un abbraccio Marilena da Biella, grazie Marilena, incollata davanti alla TV. Alle 19.59, che bello. La sigla è già uno spettacolo. Saluti da Cossato, Massi e Giulio. Sì, il mio balletto mi ha stufato un po' perché sono veramente un po' ridicolo. Però la sigletta è carina, dai. Meravigliosa voce da brividi. Marinella, regia, ho detto male il nome. Salutiamo Marinella. Voce da brividi, sì. Sì. Questa ragazza è una potenza incredibile. Prende cuore e anima. Complimenti, grazie. Te l'ho detto che durante i messaggi Grazie mille. arrivava questo calore, questo affetto. Buonasera, una grande cantante. Complimenti, un saluto dal liceo Regina Margherita. Sei grande. Grazie. È il tuo liceo? Sì. Ma salutiamo tutto il liceo Regina Grazie. Margherita. Vai Evvi. È un nome d'arte? Evvi? Sì. Evvi. Figo. Sì. Evvi. Spettacolare Evelyn, mamma mia. Grazie mille. Bello. Grande serata, ve l'avevo garantita una grande voce questa sera, eh. Bravissima così, giovane ma bravissima, grazie. Verissimo. Grazie. Meravigliosa Evelyn. Meraviglioso anche il messaggio fosse stato firmato. Brava Evelyn, complimenti, un'emozione davvero. Grazie. Inventiamo i nomi. Da Franco di Nichelino, buttiamoli dai. Sei una potenza, dallo zio Andrea Nicolò. Vedi che Grazie. Zio Andrea Nicolò hanno detto firmiamoci che è meglio. È stupenda questa ragazza, è bellissima. Grazie. È vero, soprattutto per me che l'ho nelle cuffie a un volume altissimo per capire tutto, è una meraviglia. Per favore facciamo un grande saluto da parte di Antonio Albanese. Sì, Antonio, salutiamo Antonio Albanese. Che è successo, ragazzi? Quando arrivo quei messaggi potete controllare gentilmente. Bravissima Evelyn, forza, sei bellissima. E qua ci abbiamo dei fans, Grazie. abbiamo dei fans. Dovete farla alta perché ha le tonalità giuste. E certo, sicuro. Non è mica colpa mia se Giusy Ferreri canta basso. Grande Evelyn, bravissima. Grazie. Bravissima Evelyn, sei eccezionale. Un bacio dalla sponda piemontese del Lago Maggiore. Marco da Intra. Grazie. Sei già stata nel Lago Maggiore? Vai a trovare Marco di Intra. Vai. Brava Evelyn, sei davvero brava. Ciao Enrico da Elena. Ciao Elena, grazie per essere collegata con noi. Grazie ancora. E poi il prossimo messaggio. Vai, leggi pure. Ciao Evelyn e complimenti per la tua voce. Ciao Enrico e guarisci presto. Un abbraccio da Armeno, Paola, Agnese e Mauri. Dai, sì, ce la sto mettendo tutta, per tornare a cantare per voi. Già domani sera qualcosina lo farò. Complimenti Peretti, sta ragazzina è uno spettacolo top. Saluti. Grazie. Con la manina. Grazie mille. Ciao. Voce stupenda, bravissima. Grazie. Chiunque tu sia. Viva Casa Peretti, anche stasera grandi canzoni e grandi interpretazioni. Grazie amici Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao Alessandria, ciao Giovanni, ciao Silvia. Ciao Enrico, bellissimo inizio di serata e benvenuta Evelyn. Complimenti, una voce da pelle d'oca, Massimo da Venaria. Grazie mille. Ciao Massimo. Me l'ha fatta la promessa, che torna il prima possibile. Bravo Enrico, una ragione in più per dare largo ai giovani. Bravissima Evelyn, un abbraccio forte da Giulia. Grazie. Sì. E poi questo suo gusto musicale che a me piace tantissimo, no? Perché è una perla, è una rarità. Leggi. Buonasera a tutti, ciao Enrico, sono Chicca dalla Puglia. Vorrei fare una dedica alla mia mamma Maria. Mi fate ascoltare una canzone dei Mattia Bazar?
o solo tu o per un'ora d'amore. Baci baci, grazie mille, buona serata. Allora, se vai a rivedere la puntata di ieri, ne abbiamo fatte 2 dei Mattia Bazar, ok? Altrimenti la prossima settimana. Comunque grazie per questo messaggio. Anche oggi un bacione a Enrico da parte di nonna Lucia di Crescentino. Ciao nonna Lucia, viva Crescentino. Prima o poi vengo a prendere un bel caffettino a Crescentino, va bene il peretino. E qua abbiamo un bel cagnolone. Ciao cagnolone, grazie. Qua ci manda foto di tutto, ragazzi, gatti, cani. Bravissima cantante questa sera. Saluti e abbracci da Fulvia e Stella di Cumiana. Ciao Fulvia, ciao Stella. Salutiamo tutta Cumiana all'ascolto, sindaco compreso. Moshi. Ciao grandissimo Enrico, grazie mille della dedica di ieri sera, sei stato eccezionale a cantare, ovunque sarai, che da oggi per noi è ancora più bella e importante perché è legata a te. Camelia, Alina e Massimo da Buttigliera d'Asti. Io vi voglio bene ragazzi, non vi ho mai incontrato ma vi voglio bene. Avete usato delle parole strepitose ieri per me, grazie. Complimenti Evelyn, una voce a dir poco straordinaria. Rocco e Veronica da Torino. Grazie mille. Giulio manda un grande bacio alla bella Evelyn, ciao. Chi è Giulio? Ai. Com'è che già che si chiama il suo fidanzato? Alessandro, non ti preoccupare, tutto sotto controllo. Sto scherzando. Bravissima Evelyn, bella canzone di Laura Pausini, l'hai cantata benissimo, veramente bene. Grazie, Wow. grazie mille. Solo il 50% degli abitanti di Bergamo sono bergamaschi, l'altro 50% sono bergafemmine. Un bacione da Daniela e Luca da Ceva e dopo questa vi salutiamo. Ciao, chiudi tutto. Chiudo, sto scherzando. Ciao ragazzi. Bergamaschi, mi siedo dopo questa, vai avanti tu. Bellissima Evelyn, i brividi, grazie mille. Grazie. Brividi! Forza Evelyn! Grazie. Dai che manca poco tempo per la fine di questa puntata. Arrivano prima i suoi meravigliosi occhi, poi lei. Un saluto a tutti dal trio Tritoni, Roby e la Chelucci. Il trio Tritoni è un gruppo che si esibisce in giro nelle piole. Roby e la Chelucci, sto scherzando. Tritate, ma quanto è brava, senza parola. Grazie. Sì. Te l'aspettavi tutto questo effetto? No. Una voce fantastica, molto brava. Sì, molto brava. Spettacolare Evelyn in Se telefonando. Grazie. E perché le altre no? Caruso, io ho trattenuto le lacrime in Caruso e voi lo sapete che mi commuovo. È dolcissima questa ragazza, con tutto lo schifo che ho sentito al telegiornale è un sedativo. Livio, ciao Livio, bentornato. Grazie Livio, sei un sedativo. Grande Evelyn, sei il nostro orgoglio. Grazie. Peccato. Siamo tutti qui che ascoltiamo. Possiamo anche un saluto da parte di Tony, il barista del liceo Regina Margherita di Torino. Grazie, salutiamo Tony. Ciao Grazie, Tony, grazie ciao mille, Tony. ciao. Salutiamo anche tutti i baristi all'ascolto. Ciao Tony, sei poesia. Ragazzi, questa è Casa Pegretti. Grazie. Ma poi sono messaggi, noi non inventiamo niente, tutta roba che arriva sul momento, in diretta. Ciao amici di Casa Pegretti, ciao Enrico e ciao anche a Evelyn. Volevo chiederti se è possibile sentire una canzone di Laura Pausini e ritorno da te Enrico da Collegno. Va bene. Non ce la faremo, la regia mi ha già scritto che non ce la facciamo a leggere tutti i messaggi. Questo è bello da una parte, mi dispiace dall'altra, però ne sono arrivati davvero tanti. Bravissima e dolcissima Evelyn, mi hai incantato con Se telefonando. La mia bimba che nascerà a gennaio avrà il tuo nome. Continua a sognare e i sogni diventeranno realtà. Un abbraccio, Vitalba. Grazie mille. Grazie. Io non ho parole. È bellissimo questo. Tino e Betta ci scrivono: ciao Enrico, ciao Evelyn, che serata con una voce giovanile, dolce e potente, bravissima, e auguro a tutti che il tuo sogno diventi realtà. Un abbraccio a Evelyn e anche a te Enrico dai Perettini. Forza Evelyn! Grazie mille. Voilà, il tempo è scaduto. Io stasera voglio davvero fare un grandissimo applauso per come è stata qui per la sua prima ora di diretta in TV. Ce n'erano ancora tantissimi messaggi in regia. Pazienza, che te devo dire, la prossima volta ne arriveranno altrettanti. Signore e signori, un forte applauso a Evelyn Livorti. Grazie mille. Grazie. Grazie Fabrizio, ottima regia anche questa sera. Nel frattempo continuano ad arrivare telefonate, non c'è più tempo, rigiochiamo domani. Amico che finisce con 789, da domani. Se volete rivedere questa puntata, canale 83 alle 21:30. Da domani, anzi da stanotte, cercatela sul nostro canale YouTube, iscrivetevi. Ciao a tutti, grazie Evelyn. Ciao. Dal lunedì al venerdì su Rete
dalle 20 alle